Ciao cari amici, buona giornata. Mi avete chiesto di mostrare in punto come lavorare a maglia queste belle sciarpe. Ok, oggi facciamo. Prima di iniziare il lavoro dovete fare un campione dal filo che avete. Questo è necessario per capire quali fili usare e quanti punti comporre per ottenere la larghezza della sciarpa che vi serve. Quindi vi mostrerò come ho fatto questa sciarpa. La larghezza di questa sciarpa è di 30 cm, la lunghezza è di 130 cm. Feri da maglia numero 5 e sottile mohair, kid mohair si può usare. Il numero di punti deve essere sempre pari. Raccogliamo 48 anelli per larghezza 30 cm, 48 anelli e iniziamo a lavorare. Il primo e ultimo punto sono in bordatura, ma per la bellezza dei bordi della sciarpa ho fatto altri punti all'inizio e alla fine. Allora, iniziamo. Rimuoviamo il primo punto, bordo, sì? E dopo un punto facciamo diritto. Questo è il bordo della nostra sciarpa. Quindi inizia il modello principale. Facciamo un gettato e 2 punti assieme a rovescio. Gettato e 2 punti a rovescio. Gettato e 2 punti a rovescio. E così ripetiamo fino alla fine della riga. Ancora. Gettato e 2 punti a rovescio. Dovete avere attenzione per non sbagliare, questo è molto importante. Alla fine della riga facciamo il nostro bello bordo. Facciamo il penultimo punto con un rovescio e un bordo con un rovescio. Questo nostro bello bordo deve essere così quando facciamo sciarpa. Continuiamo a lavorare. Rimuoviamo il primo punto, dopo un punto diritto, dopo un gettato e 2 punti assieme a rovescio. Così. Gettato e 2 punti assieme a rovescio. Ripetiamo fino alla fine.
Questo è ciò che dovremo ottenere. Ripetiamo un po' per capire bene. Non dobbiamo dimenticare che primi due punti e ultimi due punti sono nostra bordatura. Primo punto, secondo punto e due ultimi punti. Quando già abbiamo fatto lunghezza che serve, dobbiamo chiudere tutti i punti in questo modo. Grazie cari amici e buon lavoro a voi. Spero che ho spiegato bene. Ciao ciao, buona giornata.